Risultato del primo turno confermato, malgrado la rimonta dello sfidante del PD. Castelfranco rimane al centrodestra, al leghista Luciano Dussin succede sulla poltrona di sindaco il suo vice Stefano Marcon. I risultati definitivi a notte fonda, con Marcon che ha ottenuto poco più del 52% dei consensi contro il 47% di Claudio Beltramello. Una grande soddisfazione, una soddisfazione che paga il lavoro di 5 anni come amministratori e 2 mesi di campagna elettorale intensa, una squadra carica che ha tirato tutta per un certo verso e quindi ha capitalizzato il risultato. Il neosindaco aveva annunciato che si sarebbe preso un paio di giorni di riposo e invece eccolo qui a rispondere alle email e a pensare alla nuova giunta. Sulle priorità ha già le idee chiare. La prima cosa da fare è andare in regione il giorno dopo che si è insediata la nuova giunta del governatore a perorare la causa della nuova rotonda da farsi nella circonvallazione della regionale 53. Beltramello gli ha telefonato per fargli i complimenti. Con Claudio è nato un rapporto di stima reciproco e spero che duri anche durante la prossima legislatura. Lo sfidante promette al neosindaco un'opposizione propositiva ma anche intransigente. Gli riporterò continuamente davanti le promesse che lui ha fatto ai cittadini e questo è un suo dovere e io su quello sarò durissimo. Per lui il recupero degli ultimi 15 giorni è stato comunque un buon risultato. Stavamo per compiere davvero un'impresa, un miracolo, abbiamo recuperato tantissimi voti rispetto al primo turno, in totale controtendenza con quello che è accaduto in tutte le altre città del Veneto che sono andate al voto. Infine la questione astensionismo, al voto, al ballottaggio è andato solo il 46% degli elettori. Questa è forse la cosa sulla quale sono più rammaricato, perché perdere di 600 voti con 24.000 aventi diritto dispiace. Questa scarsa affluenza per me è un dato negativo su cui dobbiamo riflettere tutti come società prima di tutto.